È stata ufficialmente riaperta da martedì 1 luglio, la sinagoga di Gorizia. Per adesso è visitabile solo lo splendido tempio al primo piano, ma è finita l'attesa durata mesi, che ha consentito di effettuare importanti lavori di riqualificazione, riportando l'edificio al suo fascino originario. Il tempio di via Ascoli accoglie nuovamente i visitatori martedì, venerdì e domenica, dalle 10 alle 18, con ingresso libero. Sarà visitabile anche nelle festività del 15 agosto, 1 novembre e 26 dicembre. Gli interventi di restauro hanno contrastato i segni del tempo e rimediato alle conseguenze di opere maldestramente eseguite negli anni 70. Sono state effettuate la levigatura e tinteggiatura delle pareti esterne, il ripristino delle cornici decorative e la messa in sicurezza dei serramenti. Già nella prima mattinata del 1 luglio, una trentina di turisti da Colonia hanno visitato l'edificio, confermando l'interesse per questo luogo simbolo della comunità ebraica goriziana. Costruita nel 1756, la sinagoga di rito askenazita conserva intatta la sua suggestione di luogo fuori dal tempo. L'ampia sala è sovrastata da un sontuoso matroneo ligneo, illuminata da splendidi lampadari in ferro battuto. Il tabernacolo, protetto da una balaustra dorata, custodiva un tempo i rotoli della Torah. Gorizia, conosciuta come Piccola Gerusalemme sull'Isonzo, riapre così uno dei suoi tesori più preziosi. Vieni a vederla.